parlerò dell'orologio a cappello. Ho detto anche a cornice, che sono degli orologi a cornice, possono essere, quindi sono formati da un cilindro posto verticalmente. Su questo cilindro viene posta un piatto, quindi un disco, che funge da cappello, e l'ombra di questo cappello si proietta sul cilindro e si può leggere l'ora in un modo un po' complesso, e quindi per questo motivo io ho cercato di trovare un sistema per agevolare la lettura dell'ora su questo tipo di orologio solare, e quindi vi parlerò di questo. Ecco, adesso come arrivano le immagini vi faccio vedere qual è la mia idea, che non ho ancora realizzato. Cioè, Aurelio mi ha detto: lì ci porta qualcosa, che dobbiamo avere qualcosa di particolare, e io ho portato questo progetto, che è un progetto ancora non finito perché non l'ho ancora realizzato completamente, grazie, e quindi vi dico qual è il progetto che poi dovrò realizzare davvero. Allora, quindi questo ve l'ho già anticipato: orologio solare a cappello filtrante, poi capirete il perché, in interativo pure. Allora, questo tipo di orologio è un orologio abbastanza diffuso. Tu, Aurelio, non è ancora qui ad Aiello di questo tipo di orologio, forse, quindi lo dobbiamo fare, no? E questo orologio è, vedete, c'è una colonna, come vi ho già detto prima, una colonna, e c'è un cappello che è un disco sulla colonna. Qui vedete che ci sono le linee stagionali figata con i vari segni zodiacali, e queste invece sono le linee orali, e queste linee che vedete che sembrano delle rette in realtà poi sono esposte sulla superficie cilindrica, quindi sono delle rette spalmate sul cilindro. Ecco, questa invece è una animazione che ho fatto io con un software che si chiama SketchUp, e questo software permette di illuminare un modello che uno va a disegnare con l'ombra corretta, cioè uno introduce dentro latitudine e longitudine del posto per cui ho progettato questo oggetto, e si ha l'illuminazione e l'ombra vera, per cui uno può verificare se ha fatto i conti correttamente o meno, e può anche essere usato, come in questo caso, per spiegare didatticamente il funzionamento di un orologio. Allora, questo qui è stato illuminato alle ore 12 del nostro orologio, centro di Central European Time, cioè il tempo dell'Europa centrale, quindi tutti noi siamo soggetti il tempo convenzionale del nostro fuso, al 21 giugno. Vedete, sono le 12 del 21 giugno. Qui è abbastanza facile capire che l'orologio si legge. Qua vedete questa curva al suo massimo in questo punto, e quindi è abbastanza agevole leggere che sono le 12, no? Nel caso del 21 dicembre vedete che è già un po' più difficile capirlo, perché vedete che questa curva qui tocca qui, che ore sono? Sono le 13, sono le 12, ma non è così facile capirlo. Ecco, questo è un trucco che è stato inventato per agevolare la lettura di questo orologio, quindi facendo delle fessure, vedete qua, su questo disco, in maniera da creare degli spazi di luce e di ombra. Vedete qua che ci sono degli spazi di ombra e spazi di luce, e quindi in questo modo è più facile, dovrebbe essere più facile capire qual è il punto di massimo della curva dell'ombra, quindi capire che ora è. Ecco, questo è un orologio molto bello che si trova in Francia, in questo antico convento alla Baumette, e è stato restaurato recentemente, ed è un doppio cappello, vedete, perché nella parte superiore si leggono appena le linee orarie incise su questa colonna di pietra dei 6 mesi che vanno da giugno a dicembre, e su quella di sotto invece i 6 mesi successivi da dicembre a giugno, per poter avere le curve delle discate più fitte tra di loro, e poter apprezzare anche la mezz'ora o addirittura il quarto d'ora. Qui si tratta di ore e di mezz'ora.
avanti e vediamo che lo stesso orologio che io ho simulato con SketchUp, per farvi vedere meglio come è un po' più facile, vedete, capire, perché dove si legge l'oro? Si legge dove questa linea è la più verticale possibile, no? Quindi quando io ho il massimo della verticalità vuol dire che qui devo leggere l'oro in questo punto. Qui siamo al solstizio invernale, vi faccio vedere la simulazione del solstizio estivo. Ecco, vedete qua è un po' più complesso capire quale di queste righe è quella verticale. Allora, cosa ho fatto? Ho detto, un giorno, io sono un geometra di cantiere, e in cantiere un giorno è arrivato questo prodotto, che è un prodotto dalla Keracol, dico il nome perché tanto qui siamo in pochi, non è una gran pubblicità, e questo prodotto c'è una rete che serve per rinforzare staticamente i travetti delle strutture dei solari quando hanno problemi di resistenza, soprattutto dal punto di vista sismico. Quindi vengono scolpiti i travetti, quindi toglie il laterizio, e con una malta che ha inventato la Keracol viene introdotto questa reticella. A fine lavoro c'erano questi rocchetti che buttavano via. Io sono uno che, come mia moglie mi ha insegnato, non si butta via niente. Ho la casa piena di roba, mia moglie è abbastanza arrabbiata, però insomma per il momento non abbiamo ancora divorziato. Quindi questo è il rocchetto che io ho portato a casa, ma ne ho portato a casa solo uno, ne ho portato a casa 4, gli altri poi sono in soffitta nascosti, mia moglie non lo sa ancora. Quindi lo saprà adesso. Ecco, le dimensioni di questo rocchetto sono queste, in millimetri, che sono 36 cm, 7 cm di bordo di cappello, il raggio totale del cappello è circa 20 cm, lo spessore è circa 1 cm, quindi non sono molto grandi, sono piccolini, ma io ho detto ci devo fare qualcosa e ho pensato appunto di fare questo tipo di orologio solare e ho pensato a un meccanismo di questo tipo per agevolare la lettura dell'oro, perché dico, questi orologi sono molto belli, molto affascinanti, ma poi quando l'atto pratico uno non capisce mai che orario, no? Allora ho pensato di fare una piastra in ferro, un'altra piastra in ferro superiore, di collegare queste piastre con dei montanti sempre in ferro che sorreggano questa struttura, e questa qui che vedete in blu è una piastra che inizialmente ho pensato di fare in ferro, ma poi mi sono accorto che non va bene, che più avanti vi spiego perché, e quindi nella fase progettuale finale, ne abbiamo parlato ancora ieri con Gian Casalegno, forse sarebbe meglio farla o con un filo sottile che indica, no, questo bordo, oppure di fare con una piastra di plexiglass trasparente. Adesso poi vi spiego perché. Quindi questa è la struttura che io ho pensato di realizzare. Questa struttura che dovrebbe essere montata, ecco, anzitutto come è fatta? È fatta in modo che quell'indicatore che vedete là deve essere allineato, quindi questa linea passa per l'indicatore il centro di questo cerchio e questo bordo di questo montante, ok? Andiamo avanti, ecco, quindi questo per spiegare ancora meglio, per farvi capire che queste due linee sono esattamente punta dell'indicatore, centro del cerchio e bordo di questo che sarà l'indicatore dell'ora, ok? Ecco, questo è come poi viene montato questo strumento sul rocchetto, quindi al di sopra della base metto questo foglio di acciaio, al di sotto qui metto un altro foglio di acciaio, sopra metto un ognomone normale al piano del rocchetto molto alto, perché devo far sì che anche d'estate l'ombra colpisca il bordo del rocchetto, dopodiché queste qui fasciano tutto il cilindro e tutto questo meccanismo ruota rispetto al bordo del cilindro, più di un pezzo solo. Ecco come si usa. Io tramite l'ognomone che c'è sulla parte superiore del rocchetto ruoto tutto questo meccanismo in maniera che questo indice vada a collimare con l'ombra. Okay? Quindi io sono nell'azimut, dato che questo indice è diametralmente opposto all'indice blu che avete visto prima, l'indice blu mi aiuta, ecco, questi sono altri dettagli di come sono fatti questi montanti, ecco, l'indice blu vedete che mi va a colpire esattamente
il punto dell'ora, quindi io ho una lettura facilitata dell'ora. Questa è una sezione trasparente che fa capire appunto come è fatto il meccanismo. Okay? Ecco, queste sono tutte dimensioni quindi pensavo io delle piastre spesse 2 mm da montare una sotto e una sopra, ma come dico è in divenire, adesso è un mio amico che fa il fabbro, vedremo se andare avanti con queste dimensioni o altre dimensioni. Ecco, queste simulazioni che adesso vedrete sono fatte a casa mia, quindi a San Vincent. Queste sono le coordinate, quindi io imposto le coordinate dentro a SketchUp e lui mi fa le ombre corrette e quindi verifico che i miei calcoli sono corretti. Quindi adesso velocemente vi faccio una sequenza di posizione di ombre al 21 giugno alle varie ore e senza il meccanismo e con il meccanismo. Quindi queste sono quelle senza il meccanismo. Quindi vedete come qui è abbastanza facile leggere loro perché sono sul solstizio, quindi ho la linea che, ma quando sono poi all'interno di queste parti diventa più complesso. Adesso vado via veloce, vedi 10, 11, 12, 13, 14, ecco c'è una piccola imperfezione qua che non voglio nascondervi, vedete qui che non è perfetto, ma è dovuto al fatto che un cilindro in SketchUp non è un cilindro ma è un 100 caedro, come si può dire? È un lato 100 lati, no? Una spezzata, quindi prego? Decatonico, ecco, bravo, quello lì. E quindi non è un cilindro vero, non è un cerchio. Quindi c'è una piccola difetto che a queste distanze, cioè al punto più basso del cilindro, è un po' più evidente. Vedete qua si vede di meno e così via. Quindi vedete che qui è facile leggere l'ora, è tutto facile. Allora, quando io metto il mio meccanismo, questo è quello che vedo, cioè io, mettiamolo più avanti, ecco, vedete che il meccanismo mi passa per la mia linea di data e quindi cioè dove l'ombra è intersecata dal meccanismo leggo l'ora, ok? Quindi è proprio più facile leggere l'ora. Ecco, vedete adesso vi faccio vedere uno che ho fatto a una data intermedia, con l'8 luglio, che è una data scelta a caso. Vedete come è facile leggere qui l'ora, no? Ecco, luglio si legge sulla curva blu, la curva blu è la curva su cui, diciamo, l'ho fatta blu perché è un colore freddo, cioè quando la linea di declinazione, cioè quando la declinazione del sole scende, cioè cala nel tempo, quindi da giugno a dicembre. Quindi luglio è dopo giugno, quindi è sulla curva blu. Invece la curva rossa sono quelli che vanno da dicembre a giugno, quindi il periodo in cui siamo adesso, quando la declinazione del sole aumenta col passare dei giorni. Ecco, vedete com'è facile qui leggere l'ora, perché dove la curva dell'onda interseca questa barra, io ho la lettura dell'ora molto precisa. Ecco, qui invece all'equinozio 20 marzo, okay? Quindi ho messo una freccia per farvi capire che questa è la curva dell'equinozio, vedete che c'è le due curve solstiziali, qui queste sono le curve in cui cambiano i segni zodiacali, l'equinozio e no. Qui siamo alle 8, qui alle 9 e così via, no? Vado via veloce, tanto vabbè. Questo è senza il mio meccanismo. E adesso arriveranno quelle con il meccanismo, quelle qua, vedete? Dove io vedo che la curva, qui è difficilissimo capire con una curva così qual è il minimo o il massimo, no? Invece in questo modo vedo dove attraversa, vedete qua, e ho la lettura che sono le 7. Qui sono le 8, vedete, qua, e così via, 9, 10, e avanti così, 11, 12, 14, 15, è molto più facile leggere l'ora. E qui a dicembre lo stesso ancora peggio, una curva che praticamente è quasi piatta, e
Qui leggere l'ora è anche più facile perché ho questa curva che mi aiuta, qui sono le 9 del mattino, le 10, le 11, le 12 e così via. Qui vedete che diventa difficile qua capire se sono le 12 o se sono le 13. Invece quando poi, ecco, con questa sbarra vedete che è più facile individuare il punto, qui sono le 10, qui sono le 11, le 12 e così via. Io ho finito, volendo poter farvi vedere. Bravo, ci arrivo. Allora, torniamo indietro. Allora, questa roba qua, trasparente perché se no non riesco a fare l'interpolazione tra la curva precedente e la curva successiva nel momento in cui non ho un'ora esatta. Quindi bravo che l'hai intuito che ci vuole o quella roba lì trasparente per poter fare l'interpolazione tra la curva precedente e la curva successiva, oppure, come succedeva già, mettere un filo sottile che è più delicato, però mi permette meglio di poter apprezzare anche quello che c'è prima e quello che c'è dopo. Potevo farvi vedere un'animazione, ma io la salterei, giusto così risparmiamo un po' di tempo. L'animazione era per farvi capire che il rocchetto ruota, ma penso che sia chiaro che tutti l'avete capito che questo rocchetto è un pezzo unico che ruota attorno al corpo del cilindro. Non sto lì a farvi vedere questa cosa, che se poi qualcuno la vuole mi scrive, io gli mando tutta la documentazione che serve. Grazie Luigi.